Buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno a tutte e a tutti, è iniziata credo anche la diretta sui canali social del Consiglio e siamo qui oggi a ragionare e a discutere assieme e a presentare alcuni dati importanti in materia di case di riposo, numeri relativi alle liste d'attesa e alle impegnative di residenzialità. La domanda da cui forse è opportuno partire, qui con me ci sono le colleghe della Commissione Sanità e quindi Anna Maria Bigon che ha richiesto questi dati e li ha messi poi a sistema e Monica Sambo. La domanda da cui partire parlando di case di riposo forse è questa: come vogliamo invecchiare in questa regione? In quali stanze? Con quale servizio? Con quale dignità? Forse è una domanda ampia parlando di numeri, ma nella sostanza è quello che vivono le persone non autosufficienti nelle strutture ogni giorno. Persone che vivono una situazione economica complessa, quando va bene hanno la possibilità di avere un contributo, la cosiddetta impegnativa di residenzialità, quel contributo regionale che li aiuta a pagare la retta. Quando va male entrano come privati cittadini e devono far fronte a spese che superano a volte i 2.500-3.000 euro al mese. Ma come siamo arrivati a questa situazione che tra poco vedremo nel dettaglio? Con quali dati, con quale situazione ci presentiamo ai veneti nell'affrontare la sfida demografica? Ci siamo arrivati con una carenza di programmazione importante. In questi anni molte sono state le misure tampone. L'anno scorso in Commissione Sanità abbiamo discusso a lungo di una delibera, la 465, che abbiamo contrastato con forza perché ritenevamo che allontanasse la possibilità della libera scelta del cittadino di quale struttura accedere. Abbiamo assistito a stanziamenti temporanei, 400 euro al mese dati, poi tolti, ora ripristinati, per tamponare la situazione difficile di molte famiglie che non riescono a gestire, non riescono a sostenere il peso di una retta. E quando parliamo di mancanza di programmazione, parliamo anche e soprattutto di una mancanza di riorganizzazione delle strutture. La citiamo, non si sa per carità di patria più se dirlo o no, ma attendiamo la riforma delle IPAB da moltissimi anni e ci sono le strutture pubbliche che non riescono ad affrontare le spese di maternità, di malattia dei propri dipendenti, quindi vivono una situazione economica difficilissima. Ma c'è tutto un tema legato agli standard di cura, all'accreditamento delle strutture, alla scheda che ci racconta qual è la non autosufficienza, il grado di non autosufficienza delle persone. Una scheda di 25 anni fa che, e faccio solo questo esempio, è cambiata addirittura nel senso a un certo punto di rendere obbligatorio l'amministratore di sostegno. Poi per fortuna sono tornati indietro, ma capiamo che sono tutti interventi non strutturali, non organizzativi, tali da affrontare il fenomeno che ci è chiaro e che c'era già chiaro 10 anni fa, e cioè un invecchiamento della popolazione, un assottigliamento delle reti familiari dal quale non possiamo prescindere. Quindi di fronte a queste misure tampone che non hanno saputo prendere in mano la situazione, che non sanno parlare alle famiglie, ma neanche ai comuni, ai quali in ultima analisi tocca l'integrazione della retta quando la famiglia non riesce più a sostenerla, e non sanno parlare neanche alla gestione delle strutture, di fronte a tutto questo, di quali numeri stiamo oggi parlando? Passo la parola alla collega Anna Maria Bigon che li ha affrontati e chiesti e che oggi ce li racconta. Grazie a Chiara per l'introduzione. Allora, sono dati molto importanti che rendono appunto conto e danno atto di quella che è la situazione nel Veneto. Per quanto riguarda appunto i dati del 2025, mettono in luce una pressione strutturale significativa sul sistema sociosanitario del Veneto, con una media annua di circa 9.000 persone in lista d'attesa per l'accesso alla struttura sanitaria.
e l'impegnativa di residenzialità a livello unico, emerge un forte divario territoriale tra la domanda di cura e la disponibilità di posti finanziati dal Fondo per la non autosufficienza. Teniamo conto che il Fondo della non autosufficienza è uguale ormai da anni, oltre 500, circa 500 milioni di euro per quanto riguarda le case di riposo, aumentato solo di 20 milioni per 3 anni, a seguito di un delibero dell'anno scorso che ovviamente non ha inciso alcunché. I numeri sono molto importanti, vediamo che c'è una media di 754 per ogni mese in attesa, per cui insomma la situazione è molto grave. Poi la vediamo USD per USD. Per quanto riguarda il punteggio SVAMA e quindi la gravità, e determina appunto il punteggio SVAMA la gravità della non autosufficienza. La media regionale di ingresso per i beneficiari dell'indennità di residenzialità è di 79,69 punti, è la media in Veneto. Questo parametro non è uniforme sul territorio, svelando criteri di accesso effettivi molto più stringenti in alcune province. Basti vedere per quanto riguarda l'USL 6, dove la media è di 87,13 e basta poi vedere l'USD 9 con 83,53 punti, l'USD 5 83,33. Soglie minime di accesso per l'USD 8 è di 63,82 punti. Nel corso del 2025 si nota quasi ovunque un progressivo lieve innalzamento del punteggio medio da gennaio a dicembre. Significa che per entrare in possesso della indennità di residenzialità della Regione Veneto, noi dobbiamo veramente avere persone con una gravità molto molto elevata. E lo vedremo anche nella slide successiva, perché il tempo di degenza media all'interno di queste strutture è di circa 7 mesi. Cosa succede? Eccola lì. Cosa succede? Che da una parte entriamo sempre più gravi all'interno delle strutture di residenzialità. Nello stesso tempo è vero che liberiamo il posto, tra virgolette, nell'arco di 7 mesi, è altrettanto vero che all'interno delle case di riposo una persona, un utente, vive in media 7 mesi. E questo è un dato significativo molto importante, perché da una parte stabilisce che la casa di riposo non è più quella di anni fa, dove bene o male una parte delle persone erano anche autosufficienti. Abbiamo la realizzazione dei piccoli ospedali, le case di riposo sono diventate dei piccoli ospedali dove le persone sono completamente non autosufficienti, tanto che la media appunto di vita all'interno di queste strutture è di 7 mesi. E anche dall'altra parte notiamo una gravità. Cosa significa? Che noi abbiamo uno standard di personale che è uguale a quello di anni fa, quando in realtà la gravità è aumentata. Quindi avremo bisogno di più medici, più infermieri, più personale che prende in carico queste persone perché sono di piccoli ospedali. Se ricordiamo, le lungodegenze nel 2019 venivano chiuse come reparti. In sostituzione dovevano nascere gli ospedali di comunità, di cui vedremo una parte della realizzazione fra poco, dovrebbero già essere stati realizzati entro giugno ma in realtà dovranno ancora essere attivati per mancanza di personale. Ma se da una parte la Regione Veneto ha chiuso quei reparti di lunga degenza dove le persone non autosufficienti con gravi malattie stavano anche per qualche mese all'interno di queste strutture, nello stesso tempo le persone non vedono realizzate questi ospedali di comunità che comunque sono a pagamento, ma vengono inserite nelle case di riposo. E non ci sono i medici necessari per far loro le cure, non ci sono gli infermieri sufficienti e tantomeno gli operatori sociosanitari, per cui sono veramente numeri che raccontano un Veneto che di eccellenza ha gran poco, se non la possibilità da chi ha una disponibilità economica di poter accedere a strutture che magari possono prenderli in carico. Sì. E i dati che abbiamo presentato oggi con le colleghe dimostrano che il problema ovviamente è molto economico, ma è anche, come diceva anche Anna Maria, di programmazione strutturale di quello che è stato fatto. In media, è stato detto, ci sono 9.000 persone in lista d'attesa per ottenere un'impegnativa di residenzialità a fronte di 24.000 impegnative finanziate, quindi migliaia di persone insomma rimangono senza un sostegno adeguato, una risposta. Ma
ci terrei insomma a dire che anche chi ottiene questo sostegno, tra virgolette, adeguato, che in realtà non è adeguato, fa un'enorme difficoltà, anzi molte volte non se lo può proprio permettere nemmeno con il sostegno, perché è evidente che il costo delle case di riposo è sempre in aumento, anche, ripeto, per chi ha il sostegno della regione, quindi anche con l'impegnativa di residenzialità. E allora cosa accade purtroppo nella normalità delle cose? Che c'è chi impegna tutta la propria pensione, chi impegna la pensione e magari uno o due stipendi della famiglia, e chi non ce la fa neanche così e quindi vende la casa, ad esempio. Cioè, quindi questo è il dramma, nel dramma delle cose, anche quello proprio familiare e umano. E ripeto, queste sono anche persone appunto che poi magari riescono ad accedere e quantomeno hanno questo tipo di risposta, chi nella drammaticità, diciamo, economica della cosa. Però il problema è che chi anche, diciamo, volendo fare questo estremo sacrificio non ci arriva, e i dati ce lo confermano drammaticamente, pesando in modo enorme ovviamente sulle famiglie, e in particolare ovviamente, poi lo sappiamo benissimo, insomma, sulle donne. Per questo non basta aumentare le impegnative, è necessario ma non basta, ma manca una vera riforma, l'ha ricordato anche prima Chiara, sulle case di riposo e sulle IPAB, che da anni attendiamo, siamo veramente fanalino di coda su questo in Italia. Manca un progetto poi che valorizzi le strutture pubbliche rispetto a quelle private e renderle competitive, e manca poi, veniva ricordato, anche una strategia sul personale, perché poi sappiamo che anche dove ci sarebbe posto c'è un'enorme problematica invece per quanto riguarda il personale. Il personale che è sempre più allo stremo, sempre più in difficoltà, e pensiamo solo alla questione della formazione e ai corsi OS, che sono finanziati interamente dalla regione, ma non sono finanziati interamente dalla regione, e il costo ricade poi anche sulla chi sceglie nella difficoltà di questa professione, che è sempre più difficile, non solo economicamente, ma anche poi per la realtà che si trova di fronte nelle case di riposo. Quindi molte volte c'è chi decide di non fare questa scelta perché si trova un carico di lavoro estremo, difficile, complicato, quindi veramente anche quando andiamo a parlare insomma con questi operatori ci troviamo di fronte non solo alla difficoltà economica, che dovrebbe essere riconosciuta di più, ma anche una difficoltà umana, direi, di gestire queste strutture. Per questo ci sarebbe bisogno di tanto, ci sarebbe bisogno di un coinvolgimento dei comuni che non è fatto, di un'integrazione vera poi tra residenzialità e assistenza domiciliare, e poi tutto quello che rimane fuori, e lo è stato detto anche da questi dati dalle case di riposo, che è l'invecchiamento attivo, cioè come si accompagnano anche cioè gli anziani, ecco, nella fase che va dall'inizio, insomma, dal diventare anziani alla casa di riposo, che ormai è diventato, come è stato detto, sempre più una struttura che accoglie persone sempre più gravi per periodi sempre più brevi, e quindi di fatto nella fase finale della propria vita. Ed è anche questo, insomma, un dato per chi, e qui chiudo, riesce ad accoglierla, nel senso che chi non ce la fa passa la fase finale della vita non negli ospedali, quindi non nelle lungodegenze come è stato ricordato prima, non negli ospedali di comunità perché non sono ancora attivi, ma in carico sempre di più ovviamente alle famiglie, nella drammaticità ovviamente di questi ultimi mesi di difficoltà, e dopo l'assistenza domiciliare, l'assistenza alle famiglie, sappiamo che dopo di fatto non c'è, e quindi questo veramente carico non solo nel dramma di quello che uno vive ovviamente nel vedere spegnersi insomma i propri cari, ma anche nella difficoltà proprio di gestione, insomma è un qualcosa che invece andrebbe affrontato. Quindi è evidente, questi dati dimostrano una drammaticità della questione delle case di riposo, ma il ragionamento andrebbe fatto a tutto tondo, a partire ovviamente da quelli che sono anche i bisogni familiari, insomma su alcune cose anche con la proposta di Chiara sui caregiver, insomma ci stiamo
avvicinando, insomma, e ci si sta lavorando, ma ancora tantissimo c'è da fare su una di quelle, e lo ricordava prima Anna Maria, regioni che si vanta di essere tra le migliori eccellenze italiane, ma che purtroppo anche in questo in realtà è fanalino di coda. Grazie anche a Monica. Abbiamo visto i numeri dell'eccellenza oggi, allora purtroppo con ironia, ma bisogna sottolinearlo. Non so se le colleghe vogliono aggiungere qualcos'altro. Prego. Aggiungo solo una cosa. Sono 24.000 le impegnative. Voi pensate che in Veneto di non autosufficienti ne abbiamo 348.000. Questo significa che nelle case di riposo ne abbiamo accolti circa 32.000. 24.000 sono le impegnative, secondo dati regionali, tutto il resto è a carico delle famiglie. Quindi significa che l'ospedale più grande è la famiglia del Veneto, ma che purtroppo non vengono date le risorse necessarie per portarli in carico. Non solo, teniamo conto che la domiciliarità, di cui renderemo conto a breve, con alcuni dati, bene o male, se noi facciamo, secondo la relazione sociosanitaria, e la differenza tra il numero di accessi e il numero delle persone non autosufficienti, veramente gli accessi a casa, a domicilio, sono veramente pochi, per cui il carico è completamente, come dicevi tu Monica, a carico della famiglia. Grazie. Speriamo che questo spaccato, che questi numeri, che questa fotografia dell'esistente in Veneto possa essere utile anche a chi ci ha ascoltato da casa, perché crediamo che avere chiarezza sulle informazioni aiuti anche a governare i processi. Dico solo questo e poi appunto vi ringraziamo di averci seguito e vi salutiamo. Questi focus, questi momenti di approfondimento sono strumenti per far capire come i problemi sono collegati tra loro. Le case di riposo vivono le difficoltà che oggi vi abbiamo raccontato e tra l'altro viviamo anche in una fase molto complessa nella quale le famiglie, non riuscendo più a sostenere la spesa, spesso si rivolgono anche alle vie legali per tentare di avere ragione. C'è una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ci dice come una persona gravemente non autosufficiente di area 3 in casa di riposo debba essere totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Questa pronuncia, a cui non viene dato seguito e che come dire, non discende ad una coerente concretezza nelle disposizioni regionali e nella vita quotidiana delle IPAB e delle case di riposo e delle famiglie, ci mostra quanto anche dal punto di vista normativo ci sia confusione in atto e quanto poi tutto ricada su famiglie, comuni e sulla dignità della persona stessa. Fuori dalla casa di riposo c'è tutto il prima, c'è il silenzio del prima, c'è l'esercito silenzioso di persone che si prendono cura senza essere viste o essere soggetti di diritto pieni e di tutele, e anche su questo cercheremo di lavorare, stiamo cercando di lavorare. Grazie a tutte e a tutti, buona giornata e speriamo che possano essere stati dati un focus sintetico ma significativo per far capire come stiamo e come speriamo